Buonasera a tutti ragazzi, sempre notizie diciamo bizzarre, un po' strane, però anche vere, diciamo la verità. Stavolta a parlare ragazzi è Michael Mayer, quindi il famoso signore che ha vinto il Nobel per la fisica del 2019. Quindi stiamo parlando di un astrofisico. Secondo lui, ragazzi, non abbiamo i mezzi necessari e secondo lui non colonizzeremo mai nessun pianeta, né esopianeta né ciao Vincent, buonasera. E quindi non abbiamo purtroppo le capacità o l'attrezzatura, diciamo, per arrivare su un pianeta, un esopianeta vivibile, perché purtroppo le distanze sono troppe, quindi non possiamo. Ciao Tini. Sì, sì, ma a parte quello, però dice lui, le distanze sono troppe, noi non stiamo in grado di viaggiare o curvare spazio-temporali, usare wormhole, qualsiasi tipo di mezzo che ci potrebbe permettere di arrivare su un pianeta extrasolare in brevissimo tempo. Quindi non si può neanche minimamente pensare di poter un giorno colonizzare un altro pianeta. Quindi dicono stanno troppo lontani questi pianeti extrasolari, quindi stanno a 100-150 anni luce. Significa per arrivarci che se noi avremmo oggi un'attuale tecnica e avremo la possibilità di viaggiare alla velocità della luce, arriveremo, se il pianeta dista 150 anni luce, 150 anni. Dice non abbiamo proprio i mezzi e non abbiamo il corpo umano nostro, non arriva a questa età, quindi sarebbe praticamente impossibile. Poi devi arrivare lì e vedere se realmente c'è vita, quindi dice lui, a parte la lunga distanza, poi arrivato lì e ti accorgi che non ci sta nulla, che fai? Torni indietro? Ti fai altri 150 anni cioè è una cosa assurda lui. E lui quello che dice è che è meglio che salviamo il nostro pianeta. Queste sono parole del premio Nobel, quindi non le dico io. Dice è meglio che cerchiamo di curare un po' la nostra terra e che smettiamo di pensare che ci sono mondi, anche se dice lui ci fosse vita lontano da noi, però come stiamo messi noi ragazzi non ci possiamo mai arrivare, non ci sta un mezzo o un modo per arrivare a questi pianeti che stanno lontanissimo. Quindi perlomeno dice se per ora ancora non siamo raggiunto questo scopo, cioè di viaggiare più veloci della luce e non abbiamo tutte queste cose di curvare lo spazio, di usare un wormhole, un buco nero, uno Stargate, come lui dice, allora pensiamo a salvare il nostro pianeta. Sì, vabbè, ancora è così comunque, Vincent, è ancora come abbiamo detto poco fa noi, quindi domani mattina si saprà di più perché sotto mezzogiorno dovrebbe arrivare a Tokyo proprio centro, quindi faccio un aggiornamento domani mattina, di prima mattina in effetti, faccio verso le 9, 9 e mezza, tipo una specie di diretta, vedendo lì come vanno le cose, quindi spero che trovo un canale live così vedo più o meno la situazione come sta lì. Quindi dice lui è meglio che stiamo qua sulla terra e cerchiamo di eh, diciamo difendere il nostro pianeta e prenderci cura del nostro pianeta. Diciamo comunque è ancora molto bello e ancora assolutamente vivibile. Quindi secondo lui è meglio che ci dedichiamo più a salvaguardare il nostro pianeta e non a cercare una speranza futura che per il momento purtroppo con le attuali tecnologie non ce lo possiamo permettere. Quindi dice tutti quanti stanno 51 Pegasi B, che è un esopianeta dista 50 anni luce della Terra, quindi ci vogliono 50 anni solo per arrivare lì, vedere più o meno come sta la situazione e poi pensate un poco alle a le temperature di circa 1000 gradi, quindi non è vivibile. Quindi questo è quello più vicino a noi, che poi non sarebbe neanche vivibile.
Quindi già arrivare qua ci vogliono 50 anni. Poi vai a vedere come vi dice lui e poi ci sono 1000 gradi, quindi invivibile. Quindi diciamo che quelli là più che possono, forse, non dice lui perché non è detto, dove ci sta acqua, un po' di cose, stanno a 110, 150 anni luce da noi. Quindi ci vuole un'eternità sia a livello di andata che di ritorno. Anche perché tu dovresti andare a vedere se ci sono le condizioni favorevoli per la vita lì e poi ritornare indietro e dire sì, lì ci sta, possiamo andare, vedete, e poi un'altra cosa che dice lui, ma come porti tutta sta gente lì? Ciao avvocatella, ciao, buonasera. Quindi anche su questa ragione ipoteticamente si potrebbe essere, diciamo, è vivibile. Solo alcune persone godrebbero di questa scoperta, in effetti non potrebbero prendere tutti quanti sulla Terra e portarli lì. Quindi in effetti sarebbe come una colonia, quindi prendere 20-30 persone, 40 persone, 20 donne, 20 uomini e ripopolare un altro pianeta al di fuori del nostro sistema solare, solo questo, ma poi gli altri marcirebbero qua sulla Terra a morire, quindi non cambierebbe nulla, dice lui, quindi in effetti salveremo la razza umana, però faremo morire 7 miliardi e mezzo di persone perché dice con gli attuali cose che abbiamo noi possiamo mandare 40, 50, 60. No, loro fanno ipoteticamente se esistesse un pianeta abitabile e la Terra non sarebbe più vivibile, dice con le attuali condizioni che ci sono mo, non è che puoi spostare tutta la gente del pianeta Terra e li vai a portare lì. Quindi di questa cosa godrebbero pochissime persone, al massimo 60, quindi 30 uomini e 30 donne per la ripopolazione su un altro pianeta. Quindi al finale la Terra sarebbe nulla. Vabbè, però facendo i figli dei figli, diciamo riproduzione, nel giro di 100-200 anni, diciamo questo famoso pianeta vivibile, un po' alla volta si renderebbe vivibile, diciamo. Però per fare un pianeta, diciamo poi come la Terra, ci vogliono altri 7 miliardi di anni, quindi non è una cosa perché 40 persone, come dici tu, sono pochine. Poi portare tutte le tecnologie, le piante, tutto quello che abbiamo noi, che abbiamo fatto, non credo che sia ipoteticamente possibile. A creare, un telecomando. No, ma lui dice un'altra cosa giusta, dice invece di pensare a trovare, sì, a trovare un altro mondo nuovo, dice è meglio pensare a curare la nostra terra, dice, quindi curiamo il nostro pianeta, è inutile fare questi progetti che sono solo fantascienza perché per il momento, dice, non possiamo pensare di andare a colonizzare un altro pianeta perché non ci sono proprio le basi, dice, per arrivare in termini di velocità, perché come ho detto ci sono 150 anni luce di distanza, quindi ci vogliono solo ad andare 150 anni. Poi devi controllare se veramente lì c'è la possibilità di poter viverci, ritornare indietro altri 150 anni, quindi più o meno 300 anni, sì, e dici vabbè là possiamo andare. E come ci riporta a tutti poi? Quindi sarebbe davvero una cosa ridicola. Quindi queste sono le parole di Michael Mayer, quindi il famoso premio Nobel che in questi giorni ne stanno parlando tutti i giornali comunque. Lui diciamo è stato uno dei tre che ha vinto il premio Nobel in effetti per la fisica. Quindi lui dice chiaramente dobbiamo prenderci cura del nostro pianeta perché è impossibile arrivare, diciamo, ci metteremo centinaia di milioni di giorni per raggiungere un esopianeta forse vivibile. Quindi un'idea secondo lui folle, perlomeno per quello che abbiamo noi a disposizione oggi, cioè non possiamo viaggiare alla velocità della luce, ma pure se viaggiassimo alla velocità della luce, ragazzi, ci impiegheremo, ho detto io, 100 anni luce, 100 anni. Quindi anche viaggiando
ipoteticamente alla velocità della luce, ci vorrebbe lo stesso troppo tempo, quindi noi dovremmo andare 3-4 volte più veloci della luce. Allora, se per puro caso tu vai 10 volte più veloce della luce, allora tu invece di 100 anni ci metti un anno. Allora, ipoteticamente si potrebbe fare. Ma capite, ragazzi, viaggiare a 10 volte la velocità della luce che significa? Significa che nessun corpo umano resisterebbe a una pressione così gigantesca. Quindi già la velocità passata del suono, già diciamo il corpo umano incomincia. Sì, ma quello dice lui, noi ci sta proprio l'attrezzatura, la tecnologia, nessun cunicolo spazio-temporale, non ci stanno proprio, dice, i mezzi, diciamo, per poter viaggiare, per far stare tanti anni nello spazio un uomo, perché comunque è pieno di radiazioni. Quindi dici, non ci sono proprio i presupposti per fare una simile cosa. A meno che domani mattina non scopriamo come aprire un varco, uno spazio temporale che ti catapulta dall'universo di qua all'esopianeta a 100 anni luce in una frazione di una giornata. Allora, 8 minuti per arrivare alla Terra. Ma il Sole sta vicino a noi. Tu calcolo che questo sta a 100 anni luce, quindi, come ho detto in tanti video miei, quando tu osservi una galassia dista 100 anni luce e tu vai a vedere questa galassia qui, che è distante 100 anni luce dalla Terra, quell'immagine che tu stai guardando è quella di 100 anni fa. Tanto per farti un'idea di come è la vita nello spazio, cioè quell'osservazione che tu ora stai facendo in questo momento è quella di 100 anni fa, perché la luce ci ha impiegato 100 anni per arrivare qui, quindi l'immagine che tu ora vedi è quella di 100 milioni di anni fa. Poi più lontano è l'anno luce, più se è 150, quella è l'immagine di 150 anni fa. È strano, ma è così, la fisica è questa, ragazzi. Quindi diciamo che Michael Mayer non è un folle, anzi ha vinto il premio Nobel, quindi stiamo parlando di uno che ne capisce davvero, quindi pensa, diciamo che una decina di anni luce già per noi sarebbe un problema, pensa un po', figurati. No, non sono andato, la verità. Ma scusa, Domitilla c'ha un canale, io non lo so. Io devo vedere perché non ci sono andato sul canale di Domitilla, non lo so, dopo vado a vedere. Perché poi dopo quel video mi sono andato a appoggiare, la verità, ho dormito un'oretta, quindi non sono più andato. E dopo lo vado a vedere un attimo a volo a volo. Quindi dopo l'ultimo video là poi mi sono appoggiato che stamattina sono andato a dormire tardi, poi siamo andati in ospedale, poi in ospedale mi sono rincoglionito proprio tutto il giorno andare a. Sì, sì, ti leggo, ti leggo. Protagonista di Halloween, la notte della strega. Sì, ti leggo, sì, sì. Quindi diciamo ragazzi che secondo il premio Nobel l'uomo non riuscirà mai a colonizzare nessun pianeta. No. Vabbè ragazzi, vi auguro buon proseguimento di siti di serata. Ci sentiamo dopo con un altro video che già sto cercando di trovare. Quindi sempre notizie comunque attuali e comunque sfiziose in effetti che ci insegnano qualche cosa. Sì, sì. Ok, ciao Vincent, ciao Avvocatella. Ci sentiamo dopo ragazzi.